La sopravvivenza di Veneto Banca è nelle mani degli azionisti. Se almeno l'80% non firmerà la transazione, spiegano i vertici di fronte a una settantina di sindaci trevigiani riuniti nel municipio di Montebelluna, il rischio è di non portare a termine il piano di rilancio, lasciando il territorio privo di una banca di riferimento. Faccio presente che se l'operazione va in porto ci sono 600 milioni di euro di soldi veri che entrano in circolo. Questo mi sembra non poco. La strada verso la fiducia è lunga e difficile, sostengono dalla banca, ma è anche una strada obbligata. La fiducia non si ottiene in un minuto, in 5 minuti o in un colloquio, la si ottiene col tempo. Quindi questo è un atto di fede nei confronti di una banca che vuole tornare a diventare nuova e che vuole essere una banca del territorio, prestare i soldi al territorio e raccogliere soldi dal territorio. Un balzo di fede che dopo le recenti disastrose vicende i soci esitano a spiccare. I soci storici hanno difficoltà ad avere quelle informazioni che sole potrebbero garantire loro la possibilità di scegliere in scienza e coscienza. Di qui il nostro appello come sindaci affinché si faccia soprattutto un'operazione di trasparenza sui conti in modo che gli azionisti storici possano prendere le decisioni che meglio riterranno, però avendo le informazioni necessarie per farlo. L'appello dei sindaci è dunque a mostrare i numeri, compreso quello dei posti di lavoro a rischio nel caso sempre più probabile di una fusione con Popolare di Vicenza. Ormai è chiaro che si va verso la fusione, però noi vorremmo che fossero date garanzie sul fatto che questa fusione comporterà il minimo dei sacrifici possibili anche in termini occupazionali. Non dimentichiamoci che dietro un dipendente sta una famiglia.